L'emergenza coronavirus e il lavoro in itinere della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana. Ascoltiamo in proposito la Presidente Margherita La Rocca Ruvolo. Noi abbiamo audito l'assessore e abbiamo sotto controllo quella che è la situazione nell'isola e come mi è capitato di dire anche in altre occasioni bisogna mantenere la calma, anche perché non siamo in una situazione di allarme, anzi possiamo con comportamenti poco consoni procurare un allarme non dovuto. Il caso di Palermo è un caso che potremmo già considerare risolto, si attende l'esito della signora di Catania e per quanto riguarda la situazione è sotto controllo. Si sono attivate tutte le procedure che a livello nazionale è stato messo in campo dalla task force che si è diciamo, organizzata, per cui ritengo di poter dire alla nostra comunità che tutto è sotto controllo, di stare tranquilli. Sicuramente per chi viene dalle zone gialle bisogna avere l'accortezza di restare in quella che viene considerata o determinata come una quarantena consapevole, in modo tale da non avere contatti con gli altri per una forma di precauzione. Va detto che noi non abbiamo in questo momento nella nostra isola un ceppo del coronavirus, ma una turista bergamasca che l'ha portato a Palermo e lì si è fermato perché non ci sono stati altri casi. E poi per quanto riguarda invece tutto quello che è l'attivazione del sistema sanitario, sta funzionando tutto, c'è un pre-triage organizzato davanti agli ospedali, quindi questo con l'aiuto della protezione civile, sono state comprate le mascherine FFP3 ed FFP2 per dare agli operatori sanitari maggiore sicurezza nel lavoro, perché sono quelli che di fatto vanno tutelati, perché sono il front office di questa situazione tra virgolette emergenziale, ma in questo momento ribadisco di emergenziale c'è poco e mi pare che tutto si stia muovendo per il verso giusto. È stato attivato un numero verde per la regione siciliana, oltre al 112 che bisogna chiamare, il medico di famiglia è l'interlocutore principe con cui mettersi in comunicazione, e quindi credo che ci siano tutte quelle procedure che devono dare ad ogni cittadino la sicurezza dovuta.